Eh, allora, a proposito di chiacchierare e comunque di essere felicemente in questa tavola rotonda che appunto rotonda non è, ma certamente molto libera nel sentire le opinioni che sono state veramente tante dei nostri scrittori e grazie ad Eledda, scrittrici e grazie ad Eledda. A questo proposito saluto in sala, che l'ho vista adesso, Milena Agus, a proposito di scrittrici, grazie, poi magari se vuoi intervenire saremo felicissimi. Appunto dicevo, questa è una tavola rotonda che abbiamo pensato in chiusura nell'ultima giornata di un convegno veramente ricchissimo, con tante relazioni e tanti approfondimenti, ma non meno approfondite sono state gli interventi dei nostri scrittori, e cioè, le ripeto per chi magari è arrivato soltanto adesso, Vanessa Roggeri, Rossana sempre Ombres, ma ragazzi, ma Rossana Ombres, ma veramente, ma dall'aldilà ci sta chiamando Rossana Ombres, va bene, Copez, Alessandro De Roma, Patrizia Rinaldi e Maria Rosa Cutruffelli che ci ascoltano e interloquiscono con noi da remoto, e poi chiuderemo con Isabella Mastino e il suo monologo teatrale. Però dicevo, già da questo primo giro di tavolo i nostri amici, le nostre amiche hanno praticamente già detto tantissimo. Nella mia testa una seconda domanda poteva essere: qual è l'opera che più vi è piaciuta di Grazia Deledda? Ma l'hanno già detto. Una terza domanda, il rapporto con la scuola, l'hanno già detto. Quindi, così stravolgendo un pochino e diventando ancora più liberi in questa fine mattinata, direi che se qualcuno di voi volesse intervenire già su tante cose che abbiamo sentito da Vanessa, da Rossana, da Alessandro, da Patrizia e da Maria Rosa, diciamo sia per fare un'ulteriore domanda, sia per dare come dire, un'impronta anche del loro pensiero, del vostro pensiero, io direi che si può aprire adesso una sorta di dibattito tra di noi. Se sono d'accordo le scrittrici, Maria Rosa e Patrizia, che potrebbero rispondere anche loro da remoto. Quindi se siete d'accordo, diciamo, evitiamo il secondo giro di tavolo e andiamo invece ancora più allargati sulla platea. Quindi chi vuole, eccola qui, la nostra Cristina, e poi c'è Duilio. Cristina Ravisi, prego. Gelato? Vediamo un po' qualche intervento che è stato sollecitato da tutte queste sollecitazioni. Veramente grazie per tante cose che abbiamo appuntato, veramente ci serve da fare un altro convegno. Prego Cristina. Ringrazio anch'io tutti, in realtà un'osservazione l'ho già fatta direttamente ad Alessandro De Roma. Riferisco semplicemente la cosa, nel senso che casualmente ho letto prima il suo romanzo Vita e morte di completa Lauter, insomma, e poi molto più di recente Il segreto dell'uomo solitario, perché appunto mi mancava nella bibliografia, cioè era un romanzo che non avevo mai letto, e leggendo Il segreto dell'uomo solitario mi veniva in mente in continuazione il romanzo di Alessandro, per cui gli ho chiesto se per caso lui invece l'avesse tenuto presente, invece mi ha detto di no, perché anche tu l'hai letto dopo Il segreto. Quindi comunque prima mi hai detto che questa strana consonanza te la sei ritrovata leggendo il romanzo della Deledda. Poi sono stata sollecitata in particolare da Rossana a proposito di alcune cose che ha detto. È vero, molti scrittori sardi, se tu gli dici sei delediano, rischiano di offendersi o si offendono. Però devo anche testimoniare che non è sempre così, perché una volta con grande titubanza io l'ho detto alla fine di una non so quale discussione a Marcello Fois, poi conoscendo Marcello che è molto suscettibile ero ancora più titubante, gli ho detto: Marcello, secondo me tu sei il più delediano degli scrittori sardi. Mi fai un grandissimo complimento, non si è assolutamente un grandissimo complimento.
Credo che lui ne sia consapevole di questo e appunto gli ha fatto anche piacere. Poi un altro che non so se si offende, ovviamente Nifoi, ce ne sono vari che appunto noi riconosciamo e conosciamo. Ma a proposito delle cose che dicevi su il tuo professore che contrapponeva Lussu a Adelaide neanche la considerava. Ora, io credo che questo sia un problema generale in Sardegna. Intanto mi è venuto in mente il saggio di Luigi Russo, che ugualmente ho letto di recente perché mi sono occupata di Lussu, e Luigi Russo non aveva ancora letto, perché non era ancora uscito Un anno sull'altipiano, però gli era bastato leggere Una marcia su Roma e dintorni, l'aveva ricevuto direttamente da Carlo Rosselli, per dire: ah, la Sardegna ha trovato il suo grande scrittore sardo, altro che la Deledda. E racconta anche un episodio divertente perché dice che in casa le donne di casa sua l'avevano redarguito dicendogli: tu sei troppo buono con gli scrittori, li lodi tutti, guardati bene dallo scrivere qualcosa sulla Melensa Deledda. Questo era un giudizio femminile delle donne di Casarusso, molto divertente. In realtà anch'io mi sono chiesta come mai di Lussu qui in Sardegna però non si ricordi invece tanto spesso il fatto che lui era un grande scrittore. E mi è capitato di dirlo di recente perché è uscito l'anno scorso un racconto inedito di Lussu, non so se l'abbiate visto, Bombardamento notturno. Mi è capitato presentando questo raccontino, molto, molto bello tra l'altro, di dire questa cosa. Guardate che Lussu storico, cioè Lussu politico, interesserà sempre di meno d'ora in poi i politici e gli storici, quelli che fanno storia della politica in Sardegna, perché questa è l'immagine di Lussu che circola in Sardegna, mentre quello che resterà alla lunga nella memoria collettiva sarà il Lussu scrittore, che era un grande scrittore. E quindi qui abbiamo un'immagine distorta. Ciò non toglie che anche Grazia Deledda sia grande, grandissimo, quindi non facciamo adesso le gare, però appunto ho questa percezione che in Sardegna di primo acchito, a parte la tua esperienza scolastica, che però te l'avevano presentato come uno che aveva progetti, prospettive politiche, ecco, di primo acchito non sia automaticamente annoverato tra gli scrittori sardi, così come tra l'altro capita troppo di frequente a quelli che in Sardegna non sono. Maria Giacobbe, per esempio, ho visto che nell'inventario degli scrittori e delle scrittrici sarde spesso viene dimenticata, e forse c'è anche qualche altro che vive fuori e che non è a portata di mano da queste parti e non fa parte del canone. Grazie Cristina, grazie che apri sempre, come dire, sei l'apripista, ma Rossana, sei stata chiamata in causa a proposito di questo lusso e anche dici qualcosa di Foix magari, o no? Sì, non proprio di lui personalmente, però non mi stupisco che Marcello invece si sia sentito lusingato da questo commento, perché è di un'altra generazione rispetto, che ne so, a Maria Giacobbe, a Giulio Angioni e ad altri, che invece il naso lo storcevano per essere gentile, perché parlo di esperienze personali, quindi non sto ipotizzando. Però ecco, è il famoso fiume carsico che ogni tanto riemerge e quindi permea anche la visuale, la visione anche, e l'approccio ad una scrittrice come la Deledda, che era ricca, scusa, finisco subito, che era ricca sì di musicalità, è vero, stranamente. Si vede che aveva il canto del tenores nelle orecchie, ma anche di iperboli. Certo. Anche di iperboli a volte divertenti, perché adesso non ricordo più il personaggio che ha i capelli rossi, le labbra rosse come ciliegie e gli occhi rossi. E gli occhi rossi, un mostro questo. Cioè io quando...
sì, certo. però, cioè, capelli rossi, le È labbra un mostro. rosse come ciliegie, gli occhi rossi, sì, me lo ricordo benissimo. Vabbè. Guarda, c'ho tutta Cerchiamolo, l'analisi. cerchiamolo su internet, su testo testo. Cercatelo, lo trovate, perché nella mia Grazie. tesi è tutto citato. Un mostro. È un mostro. Però non la vedi come mostro, cioè ti colpisce subito agli occhi, all'immagine, che ti dà un'immagine. A proposito di orecchio musicale, no? Dicevi di tenore, Palmiro Madesani aveva scritto anche dei saggi di musica, lui suonava il piano benissimo, era un bell'uomo ma anche un uomo molto colto dal punto di vista musicale. C'è il nostro Duilio Caocci che fa di sì con la testa. Che sta difendendo il ruolo Il di quel maschio. segretario che aveva anche delle virtù. È ciò che facciamo Ma mi è molto quando diciamo simpatico. che dietro un grande uomo c'è Certo. sempre una grande donna che Certo. che non ha potuto fare granché. Su due cose io volevo passare. Intanto una delle provocazioni molte che ha fatto Rossana, questa questione del fiume carsico, che Deledda emerge, riemerge, che adesso ha precisato indicando una questione di generazioni nella ricezione di Grazia Deledda, perché c'è stata davvero, lei l'ha detto bene, c'è stata una generazione specifica che aveva un problema con Deledda di ordine ideologico, non di genere, ma ideologico. Ricordo nel 2010, a proposito di scrittori che si definiscono deleddiani, con De Roma, con Copez, abbiamo fatto un convegno a Nuoro in cui abbiamo chiesto la stessa cosa agli scrittori, era intitolato Il fantasma della Deledda, come si rapportassero con questa grande madre scrittrice. Tutti si sono dichiarati deleddiani, compresi, ma non ero sorpreso di alcuni, né di Rossana, per Alessandro che è uno scrittore particolarissimo, eccetera, è stata una bella sorpresa sentire le sue letture di Grazia Deledda. Ma chi mi ha sorpreso? Mi ha sorpreso una specie di palinodia, almeno io l'ho letta così, una palinodia di Giulio Angioni. Perché negli anni della rinascita Mannuzzu non l'ha fatta la palinodia, è rimasto fermo sulle sue posizioni. Quella generazione faceva le battaglie per il piano di rinascita, per la modernizzazione della Sardegna, erano impegnati su questioni quadro rilevantissime. È ovvio che nell'alternativa tra la modernità di Dessì e quella rappresentazione, la Sardegna ottocentesca o prima novecentesca, deindustrializzata, per una narrazione appunto quasi sempre di tipo ottocentesco, cioè per le forme chiuse del racconto e del romanzo, e certo non potevano provare una simpatia quindi contrapponevano soprattutto Dessì a Deledda. Poi Lussu è un caso a parte, Certo. e quindi secondo me c'è anche questo nodo, ma quella è stata una delle interruzioni del fiume carsico. Oggi Deledda ci serve per spiegare un sacco di cose che interessano il presente. Allora Deledda era pesante per spiegare quel presente che loro volevano costruire. Quindi non è che sto facendo una colpa a quella generazione. Ma Angioni nel 2010, siccome è un intellettuale spropositato, ha fatto i conti anche con quella. L'intervento è da rileggere, quello suo, poi per come l'ha scritto. Solo questo, ci sarebbero 100 cose, ma Certo. voglio che parliate voi Grazie, oggi, no, noi abbiamo già detto. Grazie Duilio. Io invece volevo magari su questo coinvolgere anche le nostre due amiche, tra virgolette, continentali, perché giustamente Grazia Deledda è di tutti. Sulla ricezione di Grazia Deledda, ovviamente noi abbiamo citato Duilio, abbiamo citato scrittori sardi. Per quanto riguarda le vostre conoscenze, Maria Rosa e Patrizia, Patrizia non c'è più, o no? No, ci sono. Sì, scusa, adesso guardo qui perché guardavo in alto. Non so, qualche cosa appunto Sì. rispetto alla vostra esperienza con gli scrittori, sempre tra virgolette continentali, riguardo a questo fiume carsico che ogni tanto si immerge e poi ritorna. Questa metafora piace tanto.
Posso dire io se volete. No, perché è una cosa veramente curiosa questo fatto che Deledda, insomma, è l'unica scrittrice italiana insignita di un premio così universale, diciamo. Ciò nonostante non è diventata un modello. E questo secondo me proprio per i giudizi pesanti che ne sono stati dati qua in Italia sul nostro suolo nazionale. Per cui non solo gli scrittori ma anche le scrittrici, se tu le paragoni dici ma mi ricordi c'è qualcosa di Deledda, anche i giovani non sanno, vabbè, le giovani non l'hanno letta, perché appunto solo la mia generazione in qualche modo si è accostata, proprio perché c'era un bisogno di riscoprire una genealogia femminile anche all'interno della letteratura. Poi le giovani, dato che adesso c'è una genealogia, le giovani hanno perso questo bisogno, quindi magari lasciano cadere la Deledda, perché ancora non sembra una scrittrice degna di tanta considerazione. Insomma, i premi a volte non bastano per stroncare dei pregiudizi. Però io sono molto fiduciosa in quel fiume carsico di cui avete parlato, di cui Rossana ha parlato, perché a parte che secondo me la scrittura di Deledda, nonostante appunto le sue fughe in uno onirico che può sembrare a volte folclorico, è più moderna di tanti, a mio parere, scusate, è la mia percezione, punto. È più moderna di Dessì, proprio come modo di usare le forme letterarie e anche i temi. Lei ha affrontato dei temi, per questo dico sono fiduciosa nel fiume carsico, perché lei ha affrontato dei temi che oggi sono i temi dell'attualità, della contemporaneità, ad esempio il rapporto interspecie, chiamiamolo così, il discorso sugli animali. Penso a un bellissimo racconto come Il cinghialetto, oppure a temi che sono ancora tabù ma che sempre più spesso emergono come punta del discorso contemporaneo, tipo ad esempio le donne vecchie. Grazia Deledda ha scritto dei racconti di una bellezza inimitabile sulle donne vecchie. Penso Padrona e servi, oppure Un uomo e una donna. Cioè questo suo raccontare che cosa significa essere donna vecchia in una società che era chiusa allora, è chiusa oggi, è escludente e si avvale di stereotipi, luoghi comuni per raccontare che significa essere donna vecchia. Lei li ha fatti a pezzi questi tabù e ha dato una rappresentazione vivissima, una rappresentazione nuova. Quindi sono fiduciosa nel fiume carsico perché lei affronta temi nuovi con una scrittura ancora moderna. La lingua poi è una cosa che invecchia rapidamente. La lingua di Deledda, almeno a me pare, dico è sempre una mia, l'occhio che legge, l'occhio che giudica è sempre soggettivo. A me sembra ancora molto, molto moderna, più di tanti altri che magari sono venuti dopo di lei. Bene, grazie Maria Rosa. Siamo d'accordo, penso anche
le persone in sala annuiscono. E tu, Patrizia, cioè la tua esperienza di scrittrice o comunque di donna che lavora nella scuola rispetto alla recensione di Grazia Deledda? La Deledda non è sola nel pregiudizio. Sono molto d'accordo con Maria Rosa. La Deledda è vittima di un pregiudizio critico e anche di diffusione, ma non è sola. Pensiamo all'Ortese, pensiamo a quello che è successo all'Ortese. L'Ortese è stata massacrata, aveva un brutto carattere l'Ortese, ma è stata massacrata. Pensiamo addirittura quando è uscita la storia di Elsa Morante. Io ricordo bene il giudizio critico sulla storia, soltanto che la Deledda ha vinto un momento il Nobel. Quindi c'è un rispetto a volte mediato, non dalla lettura, ma dal prestigio del premio. E perciò io prima, scusate, ho nominato no? Il disastro e anche l'inganno che si cela pur dietro ai premi. Quando Maria Rosa ha parlato dell'onirico, io sono convinta che la Deledda sia proprio del fantastico, appartenga al fantastico di Silvina Ocampo, per dire, no? Della migliore lingua argentina. Però stanno suonando delle campane. Sì, scusate, sono le mie campane che sono praticamente sono bellissime. In casa le ho. Complimenti. E questo è un altro pregiudizio. C'è il pregiudizio che il fantastico non sia letterario, cioè praticamente uccidiamo Borges. Quindi questo io l'ho notato quando si è parlato. C'è da un lato una specie di soggezione del Nobel, dell'unica Nobel, dall'altro lato però una distanza. E non me lo spiego perché per me, proprio per esempio nella descrizione delle donne vecchie, che è una mia fissazione, io sono pazza di queste descrizioni, c'è una modernità e anche un abbattimento, no? Del pregiudizio, per esempio, anche di una determinata esistenza, di un determinato stare al mondo, poco rassegnato. Quindi non me lo spiego. A volte l'ho incontrato, però sono molto molto ottimista, perché tutto il lavoro che state facendo voi, anche altre iniziative, stanno riportando la lettura, perché se non si legge e ci si basa soltanto sulla critica ufficiale, quando appunto la critica storica ha subito dei pregiudizi e non ci si ritrova più. Invece io sono molto contenta per quello che è uscito oggi, per esempio. È meraviglioso che delle colleghe abbiano espresso in una maniera così vivida l'appartenenza alla sua scrittura. Quindi, insomma, il fiume è forte. Patrizia, veramente ci portate tutti con questo ottimismo, no, nel futuro della lettura, non soltanto di Grazia Deledda, ma delle scrittrici, perché io sono fermamente d'accordo con te che è un pregiudizio che comunque va a scemare. Prima appunto dei vostri due interventi c'era il professor Dino, c'era Dino che voleva, Dino Manca, che aveva alzato la mano e l'ho proprio tacitato, ho detto no, prima loro. Adesso, scusa Dino. E così con Dino Manca, io e Duilio, ci manca Maria Elvira Ciusa che è rimasta a Roma, ma siamo i quattro dell'Ave Maria, esatto. I quattro della consulta che intanto ringrazio, ha voluto. Ci sono tante suggestioni dagli interventi delle scrittrici e dello scrittore, tantissime, e io ne colgo una che mi ha colpito e rilancio partendo proprio dagli interventi di Patrizia Rinaldi e di Maria Rosa Cutrufelli, cioè questa interfaccia tra la scrittura creativa e la critica.
Io parlo da filologo che insegna all'Università di Sassari e che ha fatto i conti con la critica genetica e ha fatto i conti con la lingua della Deledda e che avverte tutta questa difficoltà, che ha avuto una certa critica storica nei confronti dell'opera deleddiana. Quando arrivarono, mi ricordo, Rai Storia per un'intervista all'Università di Sassari sulla Deledda, mi chiesero: ma professore, come mai la prima e unica donna che vince un premio Nobel non sta nelle storie letterarie? Lei è un sardo e un punto di vista interno. Lei che pensa? Io ho sempre creduto questo, che lei non rientri nelle storie letterarie certamente perché era una donna, possiamo dirlo, però non basta più. E qui una risposta l'ha data Patrizia Rinaldi e Maria Rosa Cutruffelli. Patrizia Rinaldi quando dice in maniera illuminante per me: la sua scrittura non è codificabile, ciò mi affascinò. Cioè la Deledda non rientra nelle storie letterarie perché era una donna sarda e perché apparteneva a un sistema linguistico, antropologico, culturale che non era toscanocentrico. Il discorso che Dionisotti e la storia della geografia letteraria non è mai passata. Questa è la difficoltà, cioè la visione di un'Italia policentrica e plurilingue che ha prodotto una sua testualità secondo una visione centripeta, ha destituito di propria dignità le produzioni che venivano considerate a torto marginali. Come ha scritto Geno Pampaloni, la Deledda non è capita perché nella carta millimetrata del Novecento non collima mai, né nel verismo né nel decadentismo. Se tu la leggi con i codici di inappartenenza non la capisci. Questo è un pregiudizio per l'antropologia. Se vuoi capire una cultura interna, devi entrare con quei codici dentro quella cultura. E lo dico da filologo che si è reso conto che molti lettori continentali non capivano la lingua. Ha ragione in questa dichiarazione di onestà intellettuale Patrizia Rinaldi della Deledda, perché la lingua della Deledda, che raggiunge la medietas, ecco, e anche qui ha ragione la Cutruffelli, perché da un punto di vista linguistico oggi tu un romanzo della Deledda lo trovi leggibile. Possono non piacerti le sue storie, ma è leggibile, perché lei lavora a un tormento linguistico, legge l'idioma gentile del De Amicis nel 5, Treves, legge e capisce che per rapportarsi a quel mondo deve trovare nelle parti narrative la medietas, nelle parti dialogiche l'intento mimetico, deve riprodurre l'universo antropologico sardo e sardofono. Lei fa una straordinaria operazione che traduce attraverso un codice di inappartenenza che era il toscano letterario scritto, e lo sa fare, questa è la sua grande impresa, un universo che era fondamentalmente sardofono. Faccio un esempio e chiudo. Per farvi un esempio, l'Elias Portolu, quasi tutta la storia della linguistica, la critica linguistica, penso a Bice Mortara Garavelli ad esempio, si fermano all'edizione del 1903. Nuova antologia, Ru e Viaren, 1903, e il processo correttorio, lo stile, la lingua della Deledda viene studiata solo tra il 1900 e il 1903. La Deledda riscrive quel romanzo. Con Treves nel 1917 basta fare un'operazione comparativa e introduce 1500 varianti. La Deledda introduce 1500 varianti, cambia tutto il sistema linguistico dell'Elias Portolu. Per capire il processo, per dirla con Lanfranco Caretti o Gianfranco Contini, l'opera letteraria tu la capisci nella sua evoluzione, nella sua genesi, solo guardando tutto il percorso genetico, il processo correttorio, entrando dentro il laboratorio della scrittrice, capisci qual era il tormento stilistico e linguistico della Deledda, che doveva dimostrare l'attrazione legittimante del toscano, trasferire quell'universo lì. 1500 varianti che cambiano il sistema
il sistema linguistico e semantico da questo punto di vista di quel romanzo. E così questo accade per tantissime altre opere. Quella critica che era di matrice crociana e quella idea della storia letteraria in senso dessantisiano, perché la nostra è stata una storia letteraria prevalentemente dessantisiana, ha tagliato fuori tutte quelle produzioni, ed è una delle ragioni per le quali, e chiudo e mi scuso per essermi dilungate, non fu capita non solo la Deledda, ma anche gli altri scrittori sardi e tanti altri scrittori delle tante Italie. Questo lo scriveva Manzoni, lo diceva Foscolo: la lingua italiana è una lingua morta, lo scrive nello Zibaldone Leopardi. La lingua era una lingua di inappartenenza, perché il grande iatto da Pietro Bembo in poi era che la lingua scritta, codificata, fosse il toscano, monolinguismo petrarchesco e lo stile boccacciano. E l'oralità, gli italiani parlavano tutte le altre loro lingue, che producevano tutta una loro testualità. Questa è la grande questione della lingua e della letteratura, la rottura tra oralità e scrittura e il discorso di un canone. Scusate se... Grazie Dino. Dino, tu ricordando Dionisotti mi hai fatto venire in mente il nostro caro Nicola Tanda, che proprio prendeva Dionisotti, no? Come discorso di partenza della geografia della letteratura italiana, non soltanto storia, quindi unitaria ed santisiana. Quindi tu sei stato un allievo importante di Nicola Tanda, mi piace ricordare il suo nome adesso, così come mi piace sottolineare il discorso delle varianti per studiare bene uno scrittore, questo che ricordavi tu, e per vedere la crescita. Ora non so se gli altri due scrittori del tavolo vogliono aggiungere qualche cosa su questo animato dibattito. Vanessa, Alessandro. Vanessa. Sono perfettamente d'accordo che il pregiudizio non sia soltanto perché sia donna, ma sia di stampo proprio geografico e culturale. Parlo per esperienza. Io ho pubblicato il primo romanzo nel 2013, ho pubblicato con delle case editrici nazionali importanti. Ho cercato di portare la Sardegna, perché le mie storie sono fortemente connotate in quanto a sardità, sono ambientate in Sardegna e trattano aspetti che sono più in ombra, che riguardano la tradizione, la superstizione, quegli aspetti dei riti quotidiani che fanno parte della nostra vita, della vita dei sardi da sempre. E mi accorgo di che tipo di accoglienza hanno queste storie a livello nazionale. Prima si parlava del fatto, le altre autrici in collegamento raggruppavano il Sud Italia, anche la Sardegna, in una sorta di terronia per quanto riguarda la considerazione nel resto d'Italia. Io penso che la Sardegna sia ancora qualcos'altro a parte rispetto al Sud Italia. Perché questo? Perché le storie sarde, prettamente sarde, non hanno lo stesso tipo di accoglienza delle storie prettamente siciliane o prettamente napoletane. Sono qualcos'altro a parte, hanno una sorta di esotismo in sé, quella sorta di selvatico, di selvaggio, che ancora è difficile, ha una difficile accoglienza e accettazione da parte delle altre regioni d'Italia, perché di questo stiamo parlando. Quando io parlavo prima di superamento del paradigma letterario delediano, significa proprio che a un certo punto lo scrittore sardo ha necessità di sdoganare se stesso, cioè di ambientare le sue storie anche da altre parti, anche di guardare orizzonti più ampi, proprio perché sta subendo una sorta di, forse anche di passi indietro, ci sono dei passi indietro in questi anni, di ghettizzazione della letteratura sarda, la necessità di uscire fuori per poter avere la libertà di tornare poi nella propria terra e ambientare le storie dove ci pare e piace. Cioè sembra che sia imperante adesso il pensiero, la convinzione che l'autore sardo debba scrivere solo storie sarde, quando non è così.
e quando l'autore sardo affronta storie che non sono ambientate a casa sua, c'è una sorta di titubanza, devi confermare, devi guadagnarti quella credibilità per essere accettato e quindi avere la libertà di scrivere storie, tutte quelle che vuoi scrivere, che siano ambientate a casa tua o non nel tuo cortile di casa. Quella libertà però va guadagnata anche con atti di coraggio da parte dell'autore sardo. Quindi parliamo di autore sardo, come si parla di Grazia Deledda, Nobel sardo, quindi c'è sempre questa connotazione regionale. Ecco, io sono una scrittrice sarda, sono una scrittrice nazionale, non sono una scrittrice regionale, voglio scrivere storie per tutti, al di là dei confini geografici che non esistono nella letteratura, non devono e non possono esistere. E quando io ho iniziato a pubblicare romanzi nel 2013 ero veramente ingenua, ero fiduciosa, non conoscevo poco e niente del mondo della cultura e dei frequentatori del mondo della cultura, quindi io non mi aspettavo che il pregiudizio che aveva marchiato Grazia Deledda nei decenni passati, proprio nel passato più remoto, quello che apparteneva alla sua epoca, sopravvivesse ancora adesso. Io per esperienza posso dire che tante volte ho trovato detrattori della sua grandezza letteraria che io non mi sono mai sognata di mettere in dubbio. Eppure è così. Si parlava prima di Angioni, ho assistito, perché ero così, anche io un relatore in un convegno, e insieme ad altri letterati diedero così, misero in piedi una sorta di siparietto molto, molto ironico, ma anche amaramente denigratorio sul suo talento. Mi collegai qualche anno fa con Vilnius per la Fiera del Libro, lì raccontavo di Sardegna, raccontavo anche l'orgoglio sardo del premio Nobel Grazia Deledda, fu interrotta da un'italianista, un'italiana di origine napoletane che studiava lì, lavorava lì nell'Università di Vilnius, e mi interruppe per dire che all'epoca l'assegnazione del Nobel sarebbe dovuta andare a Pirandello. Ancora a reiterare questi concetti di Grazia Deledda sgrammaticata, Grazia Deledda troppo semplice, Grazia Deledda che ha vissuto e ha goduto di un successo e di un Nobel non meritato. Ecco, questo ancora l'ho sperimentato e con molta meraviglia, con così un sapore amaro, ma posso dire anche che è un pregiudizio che si portano dietro e subiscono le donne artiste di carattere, le donne artiste di successo, perché libere di esprimersi. La libertà di espressione è ancora vista come un fastidio se quella libertà viene goduta dalle donne. Piccola annotazione proprio per concludere: non bisogna arrivare al Nobel per essere tacciate di essere femmine di potere. Femmine di potere, cioè, lo trovo un'espressione proprio grottesca, da una parte ti fa sorridere ma dall'altra ti fa molto riflettere. Io per il semplice fatto di scrivere la nuova, quindi avere libertà di parola, avere il potere della penna in mano, di questo stiamo parlando, sono stata tacciata di essere femmina di potere, perché ebbene sì, comunque diceva lei femmina di potere. Da Da oggi sono femmina di potere anche io, perché ho avuto l'ardire di rispondere a un uomo che nella rubrica delle lettere esponeva il problema del fatto che non ci fosse crescita demografica perché le donne dovevano stare a casa a fare i figli, e io ebbi l'ardire di sistemarlo con molta ironia e di rimettere in quadro la situazione che riguarda le donne nella società. Lo feci con ironia, divenni femmina di potere. Ma Alessandro, hai alzato il ditino, io volevo però poi anticipare anche un piccolo aneddoto che ci vuole raccontare lei dopo, Prego. dopo il tuo intervento, oppure no? Rossana, facciamo sono brevissime. Credo di farvi piacere se racconto un momento esperienziale di Sergio Azzeni
quando ha portato un suo manoscritto a Milano per farlo leggere a Goffredo Fofi. Goffredo Fofi lo ha guardato e gli ha detto: da dove vieni, ragazzino? E lui ha detto: dalla Sardegna. Ancora con questi pastori, con queste pecore, con questi banditi, non leggerò il tuo scritto, a meno che tu domani mattina non mi aspetti qui sotto alle 8, come io esco da qui, da casa. E lui lo aspettò dalle 5 del mattino, non alle 8. Scese Goffredo Fofi e gli chiese: sei diventato universale, sei uscito dalla tanca. Perché vi racconto questo? Per agganciarmi al discorso che ha fatto eccezionale, ho imparato un sacco di Dino Manca, per la geografia letteraria e il pregiudizio. Ancora sto parlando di metà degli anni '80, quindi non sto parlando di altri tempi remoti. Questa ancora la critica, l'occhio della critica. Goffredo Fofi non è l'ultimo arrivato. Oggi lui adora Sergio, continua a pubblicare le sue traduzioni, mi chiama, è felicissimo solo che io possa, dice che sentendomi al telefono ne sente la sua voce. Voi immaginate, poverino, è anche vecchio, quindi un po' andato a dirmi questo, però mi ha fatto piacere raccontarvelo. Grazie. L'applauso è per Sergio Azzeni, credo che sia veramente nel cuore e nella mente di tutti noi. Dai Alessandro. No, sarò brevissimo anche perché so che ci sono varie altre cose stamattina importanti e sicuramente bellissime. Volevo solo dire una cosa, che secondo me non è affatto un caso che Grazia Deledda abbia vinto il Nobel, anche per la sua mentalità, che è una cosa che mi ha sempre colpito molto. Io penso che lei fosse proiettata su una realtà europea più che nazionale italiana. E non so se questo abbia anche a che fare col fatto che la sua lingua non sia così facilmente catalogabile, perché insomma aveva appunto intanto un interesse per la lettura di altri scrittori europei e credo che vedesse se stessa come una scrittrice europea. Penso che pensasse anche al Nobel da subito, in realtà. È che sono testimonianze di sì, questo, è che in realtà tutte le lettere che si scambiava con altri intellettuali europei facciano di lei veramente un'avanguardia nella mentalità che spesso è molto provinciale a livello nazionale italiano, intendo dire. Per cui lei, se ha vinto il Nobel, è perché era una scrittrice internazionale di formazione e di mentalità, e credo che questo sia insomma molto importante, volevo dire giusto questo. Grazie Alessandro. Mi fa piacere vedere che la nostra tavola rotonda, che si è aperta a tutta la sala, insomma, si sta vivacizzando. C'era qualcun altro? Ah, Milena, sì, ti abbiamo ringraziato come presenza in sala. Guarda, questo l'hanno ben disinfettato. Grazie, Volevo chiedere al professor Caocci se poteva parlare un po' di più di una cosa che ha buttato lì, che però è interessantissima. Perché leggere la Deledda aiuta a capire i problemi di oggi? Grazie Milena, grazie. Giusto, grazie alla scrittrice. Giusto qualche frase perché il discorso è interessante e lungo. Abbiamo iniziato con la metafora fantastica che ha attecchito subito di Rossana, ma non è... ha capacità retoriche impressionanti. Rossana ci ha condizionato con questa questione del fiume carsico. Io ho detto che è un fiume carsico perché ci sono stati dei momenti in cui ci sembrava che ci ancorasse a un passato che non volevamo mostrare, oppure a una condizione culturale che preferivamo non mostrare quando dovevamo essere moderni e allineati e fare le cose che facevano gli altri. E con questo abbiamo fatto delle operazioni importanti. Ma Deledda è un fiume carsico anche perché ha intanto scritto 30 romanzi e ha sollevato questioni che sono continuamente attuali nella storia d'Italia. Per esempio, nella Madre lei parla del celibato dei sacerdoti. È un romanzo certamente, ma pone un tema che resta attuale nel dibattito, no?
parla del divorzio La prima precocemente che ha ed è un scritto sul dibattito che anche divorzio. dopo la legge sul divorzio è un dibattito attuale. Insomma, in quei 30 romanzi, in quelle 400 più altre 400 edite in volumi di racconti, di novelle, più altre fiumi di novelle sparse che stiamo mettendo in ordine, eccetera. Ha sollevato talmente tanti temi che di volta in volta la modernità prende come occasioloquendi, diciamo così. Oggi, se voi guardate la retorica anche con cui abbiamo pubblicizzato e abbiamo confezionato i nostri discorsi, ci sono due temi che abbiamo messo in maggiore evidenza. Adesso io non sono un ufficio stampa, ma vi dico come abbiamo ragionato con Neria, con Dino, con Maria Grazia. Due temi ci sembravano appetitosi per riprendere il discorso alla grande a 150 anni dalla nascita. Uno è sento tutta la modernità della vita, perché Deledda proclama continuamente, è bellissimo quel finale tuo della scrittrice europea, lei si forma con i romanzi francesi, dai primi racconti lei opta per la Francia e non per l'Italia, cioè per l'epicentro della modernità, guarda caso, si dichiara moderna contro la conservatività della letteratura italiana. Questo è uno dei temi. L'altra è la questione di genere, che è attuale in modi diversi dagli anni 70, in modi diversi dagli anni 60, ma è attuale, è centrale nel dibattito e Deledda è interessante da questo punto di vista per i personaggi femminili che crea, che sono, l'ha detto sempre Alessandro prima, l'ha fatto notare, personaggi femminili allucinanti a quell'altezza cronologica per la letteratura italiana, allucinanti. Le donne italiane dei romanzi italiani svengono come atto di rivolta massimo, si suicidano, eccetera, ma non compiono azioni eversive come quelle, non fanno scelte, ecco. Per i personaggi che crea e poi per la sua parabola esistenziale, questa cosa è tornata, Deledda ha fatto anche dichiarazioni di antifemminismo, e tuttavia una parabola esistenziale che per noi è simbolica di una emancipazione, di una meravigliosa solidarietà contro tutto, contro qualunque schema della sua. E queste due cose sono il filo del discorso, per fare sintesi, i due fili grossi del discorso convegnistico che abbiamo messo in piedi. Ecco, mi sembra sarebbe lungo, però appunto. Grazie. Ma aspetta, no, io invece volevo riprendere una suggestione di Vanessa e poi dare la parola ad un uomo di teatro, giusto? Vanessa giustamente di cinema, visto che ieri abbiamo fatto una lunga sessione proprio di Gazelle del cinema. Vanessa giustamente metteva in evidenza il fatto, e anche questo poi collegabile con Deledda, che lei, scrittrice sarda, a un certo punto rivendica il diritto di scrivere non sempre solo della Sardegna o sulla Sardegna. E in effetti il tuo ultimo romanzo, questo Il battito dei ricordi, non è ambientato in Sardegna, cioè ha diciamo alcuni riferimenti, ma anche questo è importante perché si ricollega a quello che diceva anche Alessandro, cioè la Deledda che è chiaramente radicata in Sardegna, ma ha una produzione ricchissima, importante e molto molto attuale, vicino a noi, di romanzi che appunto, come ricordava lo stesso Alessandro poc'anzi, non sono addirittura decontestualizzati dal punto di vista della geografia, non hanno più bisogno soltanto della Sardegna. Però questo pregiudizio sugli scrittori sardi che ricordava Vanessa, io l'ho sperimentato con le mie amiche e i miei amici scrittori sardi che appunto vogliono ambientare le loro storie non soltanto in Sardegna, che poi invece si vedono quasi invece etichettati come scrittori sardi, e qui si sarebbe da aprire il grande dibattito sulla lingua. È più uno scrittore sardo uno che usa il sardo, oppure non è più sardo se usa l'italiano? Ma qui andiamo proprio a andare, diciamo, è un altro discorso. L'uomo di cinema? Cinema e teatro, Valentina, e poi chiudiamo con il monologo teatrale. Uomo di cinema, dove stai?
Enrico, ti abbiamo chiamato così. Guarda che è un suggerimento che arriva da Rossana, è sempre lei qui, quindi io utilizzo questa presentazione di Rossana. Guarda, abbiamo il gelato. Dov'è? Ah, ecco. Dov'è il... Se no, se vuoi te lo giriamo. Il microfono. Intanto sono totalmente fuori contesto perché insomma, qua è pieno di storici, giustamente, studiosi di letteratura, quindi così mi sento proprio un parvenu, uno che entra in un dibattito così, ma però dirò alcune cose così un po' sparse, frammentarie. La prima è una piccola cosa, un piccolo aneddoto, così. Qualche tempo fa, dopo aver girato La Cabadora, che è il mio ultimo film, forse è proprio il mio ultimo film. La Cabadora ti accappa. Esatto. Sì, perché purtroppo fa un po', il tema era un po' come dire. Un collega che io tra l'altro stimo molto e amo molto mi fece qualche osservazione sul film e mi disse che era un film deleddiano, ok? Il che probabilmente doveva suonare come una piccola complimento, però. Sì, no, io sì, forse non era detto in senso così, non era un complimento in senso stretto, però io invece sinceramente ho pensato che fosse un complimento, perché comunque c'erano alcuni dentro quel film senza pensarci, perché in realtà quando abbiamo scritto non ci eravamo posti minimamente il problema della Deledda, però poi osservandolo, poi rivedendo il film così a distanza, dentro ci sono una serie di elementi che sono, dal mio punto di vista, sono estremamente importanti e si trovano tutti dentro la letteratura. Tanto questo un personaggio femminile così forte, no? La presenza di una madre estremamente, come dire, che lascia un segno potente sulla vita della propria figlia e ne determina, come dire, un destino. Quindi tutti elementi che appartengono forse più alla tragedia greca che però ci sono anche decisamente nei romanzi della Deledda. E per questo, per esempio, in questo momento, altro piccolo frammento, in questo momento in cui io sto realizzando un documentario fin dal giorno dopo la fine degli incendi, l'inizio degli incendi, dal 25 al 26 di luglio, io sono a Cuglieri che giro, sto cercando di raccogliere, di raccontare che cosa è successo lì, perché insomma è veramente credo che sia uno degli incendi per certi versi più paradigmatici che sono avvenuti, no? In Sardegna nella storia degli incendi, perché è una storia lunga quella degli incendi, però lo considero importante in un momento storico come questo. Altro tema, secondo me, sotterraneo, carsico e fondamentale nella letteratura della Deledda è il rapporto fra l'uomo e la natura, che è un tema di assoluta modernità, fondamentale. Grazie. Quindi completamente, direi, è totalmente tema indispensabile, direi quasi. E infatti, perché per prepararmi al documentario, perché io quando faccio un documentario cerco di evitare di fare un documentario dove vado e intervisto le persone, cioè cerco di mettere dentro il documentario il mio sguardo, cioè che è uno sguardo cinematografico, non è televisivo, ok? Quindi cerco di, proprio da un punto di vista proprio della forma, di sfuggire alla dimensione del racconto semplice, insomma. Mi sono riletto, lo dicevo prima, ed è stata una cosa incredibile, riletto perché l'avevo letto da giovane, l'avevo visto a teatro, fatto dal Teatro di Sardegna anni fa, L'incendio nell'Uliveto, che è un romanzo che ho sbranato nel giro di 16 ore, cioè forse ci ho dormito 2 ore e ho trovato in un'edizione dell'Isere, in una vecchia bellissima edizione fotocopiata tra l'altro benissimo,
E fino a quando non l'ho finito, e devo dire anche c'era anche un certo egoismo in tutto questo, stavo cercando dentro dei frammenti che potessi inserire dentro il romanzo. Infatti ho trovato in tutto il romanzo, in realtà il tema, il titolo è l'incendio di un oliveto, in realtà dell'incendio praticamente non si parla mai. E c'è solamente questa piccolissima, scusatemi, questa piccolissima pagina che io peraltro considero da un punto di vista proprio della scrittura straordinaria, perché è così. Sono pochissime righe, ve le leggo. Tutto l'orizzonte ardeva di nuvole di fumo rosso e il chiarore della luna impallidiva come al sorgere dell'aurora. Sulle chine, ove ancora bruciavano gli alberi, il fuoco pareva sgorgare dalla terra stessa, e quasi si fosse spento un cratere, mentre sul fianco già incendiato della valle sanguinavano i solchi ancora coperti di brage, come ferite su un fianco umano squarciato a morte. Tanto l'uso di brage, che è un termine direi assolutamente nobilissimo, direi che non rimanda certo al sardo quotidiano o comunque a una lingua bassa, ma rimanda a una lingua colta, ok? Quindi è una citazione, ma è comunque, l'ho trovato, è l'unica cosa che io spero di trovare il tempo di leggere dentro il romanzo, non so se si incastrerà in qualche modo, però la lettura di questo romanzo, che è ancora vivo, mi ha aiutato moltissimo, così come per la Capadora, ripensandoci, mi ha aiutato la versione televisiva di Canne al vento. Io ancora ce l'ho dentro la testa che rimbalza, perché era veramente la cosa affascinante di quel lavoro, era la temporalità, perché c'è anche un problema, io non so se poi il tema della temporalità dentro la Deledda è stato studiato, ed è un tema estremamente affascinante. E però nel momento in cui tu affronti un tema come quello della trasposizione di un testo letterario in chiave cinematografica, te lo devi porre, ok? E quindi devo dire che in questo senso la Capadora è deleidiana nel senso proprio della temporalità del racconto, quindi rivendico questo diritto di averla in qualche modo frequentata. Vorrei tranquillizzare tutti, non sono un esperto della Deledda, sono un semplice e umile lettore, però è certo che comunque sono quegli scrittori che sono un patrimonio. Qui entro un po' in quello che diceva, quel desiderio di essere europeo che aveva la Deledda, ce l'abbiamo tutti, ragazzi. Io da artista, scusatemi se mi metto nel gruppo sardo, sento che la nostra lotta, la nostra battaglia per diventare universali è una lotta titanica, cioè è uno sforzo enorme per uscire proprio da queste spire del folklore, no? Dentro le quali spesso siamo costantemente, cioè, da noi stessi peraltro, noi stessi ci raccontiamo come folclorici, come, capito, c'è gente che probabilmente non ha visto gli ultimi 10 anni del cinema sardo, perché continua a dire che il cinema sardo è fatto di gambali, di pecore e io ve lo dico sinceramente, mi sono rotto le palle di questa storia, così come mi sono rotto le palle di pensare che gli scrittori sardi, che stanno facendo secondo me un lavoro interessantissimo, no? Di reinvenzione di un mondo che rielabora alcuni temi che partono dalla Deledda, che è modernissima in quel momento, in un momento nel quale la letteratura italiana è dominata, voglio dire, anche dal dialetto, cioè comunque dalla potenza, no? Che è enorme, è un contributo importantissimo, però si propone come scrittrice universale e di livello europeo, come diceva Alessandro. Chiedo scusa. Beh, meno male che non eri delediano, che non ti sentivi in ambito delediano, ma dal cinema io vorrei passare un attimino al teatro per poi avviarci alla conclusione. Valentina, Sulas, intanto ti ascolteremo, aspetta che gli danno una spruzzatina, penso. La sentiremo stasera perché... Prego?
No, io vedi, mantengo sempre la mascherina perché anche davanti al microfono ti sentiremo stasera anche dei brani tratti, diciamo, nel laboratorio sulla cucina Grazia Deledda. Però, visto che si è citato più volte la madre, volevo ricordare che Valentina ha portato la madre, insomma, in Europa, appunto, no? L'ha portata in Inghilterra, l'ha portata fuori. Ecco, Sì, ho Valentina. realizzato uno spettacolo teatrale, un monologo dal romanzo di Grazia Deledda, la madre. È stato anche, diciamo, un grande momento di crescita personale e artistica per me, perché è stato lo spettacolo con cui sono stata al Fringe di Edimburgo per tutta la durata del festival, quindi ho fatto 23 repliche e ha avuto un buon risultato. E io sono particolarmente felice e grata di questo convegno e della sessione di stamattina, perché per me è stata un'occasione di continuare a riflettere, perché il teatro è un qualcosa che è sempre vivo, è sempre in evoluzione, quindi questo spettacolo, anche se sta girando da tanti anni e continua a girare, sta sempre crescendo, si sta sempre modificando, e quindi io da questo convegno davvero sono grata di tutto quello che ho sentito, perché è stato per me fonte di nuovi stimoli e di nuove riflessioni. E poi oggi in particolare è stato stupendo, perché ho sentito parlare di argomenti che io ho utilizzato nel mio piccolo, nella mia umilissima ricerca deleddiana, nel mio spettacolo, cioè la modernità, l'universalità di cui tanto si è parlato. Oggi non ne abbiamo parlato, però con Neria ne abbiamo discusso degli archetipi, di come i personaggi deleddiani siano archetipi di qualcosa di universale, di profondissimo, i paesaggi geografici, i fenomeni naturali come espressione dei moti dell'animo, non so, per esempio nella madre ovviamente c'è il vento, c'è la campagna, ma c'è anche la cameretta bianca, e ogni luogo ha una funzione specifica nel mostrare quello che sta avvenendo nell'uomo. Il mio spettacolo è un monologo senza scenografia, praticamente, quindi io devo affidare alla mia interpretazione, alla mia voce, anche la ricostruzione di questa presenza fortissima della natura e dei fenomeni naturali. Spero prima o poi lo vediate e che quindi possiate dirmi se è efficace o no in questo. E quindi no, che dirvi, davvero modernissima e universale. Quando ho iniziato la ricerca sono stata un po' criticata, diciamo, cioè non tutti credevano in questo progetto, perché la modernità non era proprio la prima cosa che la gente pensava di Grazia Deledda. Ok, proprio no. No. E invece c'è. Grazie. Grazie. Bene, abbiamo iniziato che non erano le 10, è quasi l'ora di chiusura. Io penso che sia andata veramente bene, perché siamo tutti contenti. Penso che ci siano state delle testimonianze molto importanti. Prima di chiudere, visto che da teatro arriveremo a teatro, volevo salutare le nostre due amiche. Ce n'è un altro? Scusa? Continuerò. Che la facciamo in tutti i convegni. Grazie a Duilio, ma io veramente mi auguro che, tra virgolette, gli impedimenti che hanno appunto impedito alle nostre due scrittrici continentali, nonché del sud terrone, visto che siamo Sicilia e Napoli, di venire in presenza per questo bell'incontro, magari all'università, come diceva Duilio, con questo stesso assetto, perché veramente sentire anche a distanza, però voci diverse, ma che alla fine collimano con questo con questa bella riscoperta, anche qui devo dire carsica, però non lo voglio più dire, di Grazia Deledda. Sì. Allora, 2 parole di chiusura a voi e poi presento la chiusura, diciamo, qui della sessione. Patrizia e Maria Rosa. Prego. No, dico a voi, se volete salutare voi, poi io chiudo qui.
Ovviamente No, ascolterete anche voi, ma per dare vo- l'ultima parola a voi. volentieri, no, volentieri, perché io davvero vi ringrazio tantissimo per questo invito. Sono e spero proprio che l'emersione di una scrittrice così importante come Grazia Deledda continui, sono sicura, perché Neria insomma molte altre forze culturali, non soltanto sarde, insomma, lavorano a questo. Mi auguro che questo lavoro continui, perché le parole di Grazia Deledda sono parole che io sento vive e voglio che continuino a essere vive. Grazie. Grazie. Patrizia. Vi ringrazio tanto. Grazie per l'incontro, per tutto quello che ho imparato e per la passione conoscitiva di ognuno e di ognuna. Grazie davvero. Grazie Patrizia, noi tanto ti rivedremo e ti abbiamo già letto con Blanca, però ti rivediamo volentieri, non sappiamo ancora Grazie. quando, ma prossimamente, come si dice nei nostri schermi, a Rai 1, lo sceneggiato tratto dai tuoi libri. Grazie a te, e adesso veramente la chiusura l'abbiamo affidata a, come dice il programma, a Isabella Mastino con il monologo teatrale Nostalgie. Anche per lei una brevissima biografia, 36 anni, si può ancora dire, beata lei, avvocato, dottore di ricerca, attualmente esclusivamente dedicata alla letteratura, alla scrittura e al teatro. Ha pubblicato per Alfa Editrice le antologie sui romanzi di Grazia Deledda, Ma io non vedevo quella luna e Il viaggio, e recentemente un'opera di narrativa, il romanzo L'Ellissi con Ethos Edizioni. Quindi il microfono adesso in chiusura per salutarci Isabella Mastino. Perché l'uomo, anche il più tranquillo, si crea continuamente dei grattacapi. Il fatto sta che l'uomo ha bisogno di agitarsi. Si comincia da appena nati. La vita è movimento e anche gli astri e il mare non stanno mai fermi. Dio però ha dato all'uomo il giudizio e tocca all'uomo convertire in bene la sua facoltà di azione. Lavorare e vivere in pace con sé e con gli altri. Questo può farlo chiunque, se vuole. Ma spesso si vuole, ma non ci si riesce. Così recita il protagonista del romanzo La fuga in Egitto di Grazia Deledda, e così accade a Regina, protagonista del romanzo Nostalgie, un romanzo dal quale emerge il valore potente della scrittura, cioè di lente attraverso la quale la realtà appare in tutta la sua forza e spesso disarmante veridicità. Inoltriamoci dunque brevemente in questo romanzo denso di quella che Maria Lai chiamava ansia di infinito. Regina, la protagonista, è una giovanissima sposa che appartiene ad una famiglia lombarda, una famiglia nobile, ma ormai povera e decaduta. Regina si è appena trasferita a Roma a seguito del viaggio di nozze con suo marito, Antonio. Antonio, suo marito, è un uomo bello e buono, non è nobile, ma è borghese, un semplice e umile funzionario del Ministero del Tesoro, e soprattutto è innamorato pazzamente di sua moglie. Regina ha sempre sognato di vivere a Roma e ci si è trasferita subito dopo il matrimonio piena di amore e di grandi speranze. Ma la vita a Roma si rivela fin da subito essere ben diversa rispetto a quella da lei sognata nelle settimane di fidanzamento con Antonio. La conoscenza reale di Roma, della disparità di ricchezza dei suoi abitanti, della povertà e del degrado dilagante spaventano fortemente la giovane sposa, la quale, ricordando i racconti dei ricchi trascorsi della sua famiglia, comincia a provare delle preoccupazioni ossessive per la situazione economica sua e del marito. Situazione economica che non si manifesta come misera, ma non è neppure particolarmente florida. Regina inizia così a sentirsi profondamente insofferente per i desideri di ricchezza che si insinuano pian piano nel suo animo e che finiscono con l'occuparne tutto il pensiero.
E questi desideri di ricchezza si acuiscono in particolar modo durante la frequentazione della corte di una principessa russa, la principessa Makulin, una donna anziana e volgare ma ricchissima, per la quale Antonio ha di tanto in tanto sbrigato qualche affare. Questa principessa invita spesso i due sposi ai suoi ricevimenti frequentati dalla Roma ricca, materialista e corrotta, e Regina, pur restandone in qualche modo disgustata perché in fondo è di animo fine, suo malgrado non riesce a fare a meno di sentirsi contenta ed attratta dalla frequentazione di persone così ricche ed altolocate. Tuttavia, col passare del tempo, la tristezza e la delusione e la malinconia di Regina si acuiscono giorno dopo giorno, tristezze e delusioni cui si unisce una insopportabile nostalgia per la sua casa familiare. E a nulla valgono le cure continue, la dedizione e l'amore del marito, che ogni giorno cerca di distrarla e di rallegrarla con grande pazienza, con grandi sforzi, ma senza risultati. Nell'animo di Regina la delusione per Roma si estende così pian piano anche alla sua vita matrimoniale e nei momenti di solitudine Regina si lascia andare a delle penose riflessioni. Sono io che l'ho voluto. Chi mi costringeva a cambiare stato, a lasciare la famiglia e la patria? Oramai sono sola, e anche se mi lamento nessuno può comprendermi. Ma in fondo ho diritto io di lamentarmi? No. D'altronde ogni lamento è inutile quando la ragione del malessere è in noi stessi. La mia anima è malata, è un cespuglio strappato dal luogo ove è nato e ogni più piccolo urto la strazia. Perché lamentarmi? Con chi lamentarmi? A che serve? Nessuna cosa per ora può guarirmi, nemmeno l'amore di Antonio. La pioggia cesserà, verrà il bel tempo, avrò una casa tutta mia, ma allora sarò contenta? E chi lo sa? Ma del resto che importa? Bisogna soltanto accettare la vita come è e rassegnarsi e procurarsi di vivere soli. Io non capisco questa smania che tutti abbiamo della compagnia. Non è possibile vivere soli, non è meglio. Quale miglior compagnia di noi stessi? Del resto tutto passerà. Dobbiamo morire. Regina tenta di fuggire dalla sua tristezza rifugiandosi nella solitudine, ma in realtà anche il rifugio della solitudine è un'illusione profondamente ingannevole. Antonio, per renderla felice, trova un appartamentino tutto per loro, perché fino a quel momento hanno vissuto nella casa familiare di lui, circostanza che ha cagionato nella giovane sposa un forte senso di disagio e di fastidio. Antonio dunque trova questo appartamentino tutto per loro, lo arreda in segreto per farle una sorpresa e vi conduce la moglie nella speranza di vederla gioire. Ma Regina, pur fingendo gratitudine per non deludere il marito, per non dargli un dispiacere, si ostina a non voler essere mai contenta perché questo appartamentino le sembra troppo umile. E tuttavia sente l'ingiustizia del suo stato d'animo, si compatisce, quasi inorridisce di se stessa, ma non riesce in alcun modo a dominarsi. In pochi giorni si fece magra e pallida, diventò irascibile e brutta. Qualche volta guardava Antonio con pietà beffarda. Le sembrava che non vi fosse cosa più commiserevole e ridicola di un bel giovine elegante che si rimorchiava dietro una piccola moglie brutta. Quanto ad Antonio, dopo tanto amore e tanti sforzi, comincia anche lui a perdere pian piano la pazienza provata fino a quel momento e comincia a dubitare del reale amore di lei e l'accusa di essersi pentita di averlo sposato e di non amarlo più. Anche Regina si interroga sul suo amore. A volte le sembra di non amare più Antonio, altre volte invece si intenerisce pensando a lui e proprio nei momenti di tenerezza si propone di cambiare, di migliorare, di rassegnarsi. Rassegnarsi! Ciò era possibile in teoria. In pratica i nervi si ribellavano fieramente contro la realtà. Ma un giorno, quasi improvvisamente, si insinua nel suo animo un desiderio. Il desiderio di migliorare se stessa attraverso il lavoro. Ed il lavoro, che Regina vede come un miraggio ed al contempo come l'unica forma possibile di espressione della sua anima, è la scrittura. E un felice proposito le nasce in cuore, il proposito di lavorare per diventare scrittrice e attraverso la scrittura imparare a conoscere la vita e finalmente anche ad amarla. Uscirò dalla cerchia che mi stringe, guarderò la vita in viso,
Voglio smarrirmi nelle grandi vie di Roma, sentire l'anima della folla, descrivere la vita dei poveri o di coloro che si annoiano o di quelli che sembrano felici e non lo sono. La vita come è. L'idea di poter tradurre in parole scritte la realtà circostante la riempie finalmente di buoni sentimenti. Eppure, nonostante questa sua luminosa risoluzione, Regina non riesce a restare ferma nel suo proposito. E nei ricchi ricevimenti della principessa Maculin, l'anziana e volgare principessa, Regina sente una profonda umiliazione dei suoi abiti modesti, della sua condizione modesta, dell'assenza di ricchezza che si scontra con le mollezze delle persone che frequenta. Finché, passato un anno e arrivata l'estate, mentre è in procinto di partire da sola per la Lombardia per andare a trovare la sua famiglia, in attesa che Antonio la possa raggiungere per trascorrere assieme qualche giorno di vacanza, Regina prende una decisione segreta. Nella disperazione ha scritto una lettera ad Antonio nella quale gli propone una separazione momentanea di un paio d'anni, durante i quali lei vorrebbe tornare nella sua casa familiare, di cui ha grande nostalgia, in attesa che egli possa lavorare, guadagnare maggiormente e migliorare così la loro posizione economica. Ha scritto questa lettera in segreto, fra le lacrime, e gliel'ha lasciata in salotto, in maniera tale che egli, tornato dalla stazione dopo averla accompagnata, la possa leggere in solitudine. E così Regina parte, consapevole che, mentre lei sta percorrendo a ritroso quel suo primo viaggio di nozze, convinta di ritrovare la felicità a casa propria, Antonio è probabilmente già tornato a casa e, sbalordito, tiene in mano quella lettera bagnata di lacrime. Si arriva così alla seconda parte del romanzo. Regina è arrivata al suo paese, convinta di ritrovarvi i sogni del passato e una rinnovata serenità. Ma una cosa strana avveniva in lei. Ora che ella era giunta, che era nel luogo della sua nostalgia, nel rifugio sognato, l'anima le sfuggiva ancora. Come un tempo le era parso di portare a Roma solo la sua persona e di aver lasciato sull'argine l'anima sua, simile a una lucciola errante, ora le sembrava di aver riportato sull'argine solo il suo corpo stanco e sofferente. L'anima volava via, se ne andava a Roma. Che faceva Antonio a quell'ora? Soffriva molto. Sentiva egli l'anima di sua moglie stringerlo tenacemente più che non lo avessero mai stretto le sue braccia. Lacrime ardenti le salivano agli occhi. Era allora che improvvisamente taceva, col pensiero smarrito in una lontananza triste. E così, appena arrivata, Regina si pente ferocemente della sua lettera, del suo comportamento, si rimprovera della leggerezza con la quale è fuggita da quel mondo, si rimprovera di non aver capito che tutto ciò che per lei conta realmente è solo e soltanto l'amore del marito, di cui ora ha una struggente e insopportabile nostalgia. Chi lo sapeva? Sappiamo noi ciò che penseremo e sentiremo domani. L'anima nostra è così piena di strane incoerenze e di contraddizioni. Chi diceva che il vero carattere dell'uomo è la contraddizione? Certo, molte delle nostre sventure provengono dai puntigli, dall'orgoglio di non volerci contraddire, come dovremmo e come spesso vorremmo. Ma come sono mutata! Se leggiamo in un romanzo questi misteriosi, rapidi cambiamenti di spirito, ci sembrano inverosimili, eppure sono così veri. Che cosa strana è l'anima nostra. Scrive così numerose lettere al marito, implorando il suo perdono e chiedendogli di raggiungerla. E Antonio, dopo giorni di tormentato e preoccupante silenzio, le risponde finalmente con un telegramma che annuncia il suo arrivo. Regina aspetta, piena d'amore e di buoni propositi. Con tenerezza soave ricordava gli occhi, la bocca, le mani di Antonio. Suo l'uomo giovane, amante, suo anima e corpo. Ed ella non aveva mai capito questa grande, questa unica felicità. A Regina ora non importa più nulla della ricchezza, perché l'unica sua gioia è potersi ricongiungere con il marito e proseguire la vita di un tempo. Antonio arriva. La notte era buia, calda ed umida. Dopo aver chiacchierato di cose indifferenti, Antonio e Regina tacevano, quasi vinti dal silenzio della pianura e della notte. Tacevano, ma Regina parlava con se stessa, come le accadeva spesso. Antonio è mutato. No, questa volta io davvero non mi inganno.
Egli è mutato. Appena sceso dal treno mi ha abbracciato quasi freneticamente. Pareva avesse avuto paura di non ritrovarmi più. Ma poi ha cambiato aspetto. C'è qualcosa di tetro e di diffidente nei suoi occhi. Non ha più fede in me. Qualche cosa ci divide ora. Ma del resto doveva essere così. E domani tutto sarà passato. Però il cuore le batteva un po' troppo forte. Regina sente Antonio distante. Cerca di mostrargli il suo affetto, cerca di distrarlo, cerca di attirarlo a sé. Inutilmente. Finché, colta da disperazione, gli chiede le ragioni della sua freddezza. E me lo domandi, egli mormorò senza voltarsi. Era appena un soffio la sua voce, ma un soffio dove Regina sentì imperversare un uragano di rancore. Tu non mi vuoi perdonare, disse, staccandosi da lui. Ma egli si era già voltato e la stringeva nuovamente a sé, baciandola con un impeto che a Regina pareva, più che di passione, di disperazione. E il cuore le batteva forte forte, ma fra i suoi rintocchi di gioia vi erano vibrazioni di dolore. Regina si accorgeva di una cosa misteriosa. Un tempo era l'anima sua che sfuggiva a quella di Antonio, frapponendo fra loro tutto un mondo di piccolezze, di vanità, di desideri e di ambizioni. Ora invece era l'anima di lui che, spinta da una forza occulta, si allontanava da lei. Antonio parla a Regina e le chiede risolutamente e chiaramente quali siano le sue intenzioni. Regina ribadisce la volontà di tornare a Roma insieme a lui e di dimenticare quello che ella stessa definisce come un capriccio, un errore di giovinezza. Antonio, tuttavia, dimostra di aver preso ben sul serio i malesseri manifestati dalla moglie nella dolorosa lettera lasciatagli prima della sua partenza. E racconta a Regina quali siano state le sue risoluzioni nei giorni della loro lontananza. Egli è riuscito a far sì che la principessa Maculin, l'anziana e volgare principessa ma ricchissima, lo abbia incaricato di giocare in borsa per suo conto e di occuparsi di alcuni suoi affari amministrativi e contabili dietro una paga cospicua che permetterà loro di avere una casa più grande, magari 2 salotti. Ma questo racconto dà a Regina un vago malessere che la porta ad ascoltare con un sentimento che non era di gioia. 2 salotti! Sì, ella capiva la preoccupazione di lui. Egli voleva darle qualche cosa di quanto ella aveva stoltamente sognato e più stoltamente ancora chiesto. Voleva darle almeno una illusione di signorilità, di benessere, di vita elegante, e le faceva la sua offerta quasi umilmente. Pareva egli il colpevole, pronto a tutte le debolezze pur di essere perdonato. Ella avrebbe preferito un colloquio tragico di rimproveri e poi dolce di perdono. Un uragano che lasciasse loro il cielo domestico più puro di prima. Camminavano sempre, riavvicinandosi al villino, così attratti dal loro colloquio meschino che non si accorgevano più del mistero della notte calda e dolce, del paesaggio attraversato dal fiume incolore, dell'orizzonte scuro sul quale il bosco si profilava immobile e nero come un basso rilievo di bronzo. Nell'aria scura, tiepida e molle come un velluto, aleggiava l'incanto di un sogno di dolcezza, di voluttà. Ma i 2 giovani sposi non sentivano più quell'incanto. Antonio, tutto infervorato nei suoi piccoli progetti per l'avvenire. Regina, vinta da un senso di pietà per l'uomo così meschinamente, così profondamente mutato. Sotto questi misteriosi auspici e sotto la cupola di una nuova ricchezza materiale ricomincia la vita dei 2 sposi a Roma, vita arricchita dopo alcuni mesi dalla compagnia di una giovane, una ragazza compaesana di Regina, ma poverissima, che è giunta a Roma per studiare al magistero, diventare insegnante e soprattutto diventare scrittrice. Questa giovane si chiama Gabri e Regina in qualche modo la ammira ed al contempo la invidia. Ne invidia la determinazione, la forza, il desiderio di perseguire il suo scopo e di affrontare tutti i sacrifici della povertà pur di ottenerlo. Regina porta spesso Gabri nel salotto della principessa Maculin e Gabri osserva tutto con attenzione e silenzio, provando tuttavia disgusto alla vista della principessa grassa, pallida, cascante, che pareva una di quelle tante vecchie dame medievali la cui bruttezza è immortalata dai grandi pittori dell'epoca. Solo gli occhi vivevano nel suo viso di cadavere gonfio.
Si arriva così alla terza ed ultima parte del romanzo. Passano i giorni, passano i mesi. Regina è finalmente felice e serena, sia per la loro nuova, florida condizione economica, sia soprattutto per essere diventata madre di una bambina. Eppure qualche volta ella aveva paura. La sua felicità le pareva un'illusione. Antonio lavora alacremente e incessantemente, uscendo presto la mattina e rincasando tardi la sera, ma guadagnando intensamente per la moglie e per la figlia, che egli ama profondamente. E così la vita coniugale scorreva limpida e tranquilla, come un ruscello limpido e tranquillo. E i momenti di tenerezza fra gli sposi sono traboccanti di sentimento. Un mattino Antonio si avvicinò a Regina e l'abbracciò, rannicchiandosi tutto contro di lei come un bambino. Ella lo baciò sulla fronte liscia e, sentendolo così tutto suo, dolce e tenero, così giovane, così bello, così confidente, ne provò una tenerezza intensa che rasentava la sofferenza. Proprio quel mattino Regina comunica al marito che intende andare a trovare Gabri, la quale è malata da 3 giorni. Esce di casa, si incammina da sola e giunge al palazzo poverissimo nel quale vive Gabri. E in questo quadro di estrema povertà e desolazione, Regina ha improvvisamente consapevolezza della sua fortuna materiale. E provava una strana impressione di piacere nel sentire la sua sottana di taffeta verde frusciare nel silenzio della scala. Ella non pensava alla sua sottana di seta, come in quel momento non ricordava precisamente il benessere della sua vita, le poche scale bene illuminate della sua abitazione, i suoi 2 salotti, i libretti della cassa di risparmio. Ma la certezza del possesso di tutte queste cose le rallegrava il cuore e la rendeva un po' sentimentale. Regina bussa e le apre la padrona di casa. Gabri non c'è, è uscita per imbucare una lettera, sta per tornare. Viene fatta accomodare nella sua camera e, guardandosi attorno, Regina percepisce quella che deve essere la vera felicità della giovane, il suo sogno di diventare scrittrice, perseguito nonostante la sua povertà, sogno che invece Regina ha trascurato e dimenticato, tutta presa dal suo nuovo benessere economico. Fin quando, guardandosi attorno, Regina trova un quadernetto di Gabri. Lo apre e vi scorge al suo interno alcune descrizioni che Gabri ha scritto per esercizio. E in queste descrizioni senza nome, Regina riconosce dapprima se stessa. Giovane signora miope, bruna, tutta bocca e tutta occhi, intelligentissima, un po' strana, un po' enigmatica. Nobile decaduta, finge di non pensare al colore azzurro del suo sangue e forse non ci pensa davvero. Ma il suo sangue è azzurro ed ella lo sente e vuole essere aristocratica. Ama il lusso, la gente ricca. Ha sposato un marito povero ed è riuscita a fargli guadagnare molto. Regina rimane fortemente colpita dall'acutezza psicologica dimostrata da Gabri in questa descrizione. Prosegue con la lettura e in un'altra descrizione trova la principessa Maculin. Una dama straniera, ricca, alta e grassa, capelli nerissimi, tinti, 2 grosse labbra di un lividore pallido, piccoli occhi vivi e misteriosi come gli occhi di un gatto cattivo. Non ride mai, più vecchia che giovane, è sorda, tipo di donna sensuale, ha un amante giovane. E infine Regina individua e riconosce la descrizione di suo marito. Impiegato, segretario di una vecchia principessa, è giovane, biondo, allegro, è buono, innamoratissimo della moglie. Tuttavia è amante della principessa. Una volta Regina aveva sognato un'eclisse di sole. In quel momento, nel leggere la paginetta di Gabri, ella ricordò quel sogno, perché si riprodusse in lei la stessa impressione di crepuscolo pauroso, di silenzio terribile e di aspettazione. Regina fugge quasi dalla casetta prima che Gabri ritorni, con un terrore cieco dovuto alla scoperta appena fatta. Al di là dei primi orrendi dubbi, Regina sente che quanto le ha rivelato improvvisamente, quasi per scherzo, la paginetta di quella novella scrittrice è la verità.
Antonio si è venduto alla lurida lascivia della principessa per potersi arricchire e donare quella ricchezza proprio a lei, a sua moglie. Il suo primo istinto è di rabbia e di rimprovero verso quello che lei considera il peggior tradimento del marito, ma in fondo sentiva che le sue recriminazioni erano vane e sciocche. Ben altre parole di verità le risuonavano in fondo al cuore, travolgendolo in un turbine minaccioso, quasi in una disperazione di morte. Era lei l'essere debole e vile, lei che non aveva capito la serietà e la fatalità della vita. Ed ora la vita la schiaffeggiava come una bambina cattiva che ella era stata. Ed ella era stata più cieca di un cieco. Ella non aveva veduto, forse perché non aveva mai dubitato e non si era mai guardata attorno. Lei era fuggita, rimproverando al marito la sua povertà, ed egli, cieco, umiliato e vinto, si era venduto. Ed il ricordo più insistente di Regina, quello che meglio le rivelava l'orrore del fatto compiuto, era appunto l'arrivo di Antonio a Casalmaggiore, il viaggio lungo l'argine, l'impressione strana da lei provata nel rivedere il marito. Tutto ora le appariva chiaro. Ecco perché egli era mutato, ecco perché i suoi baci erano disperati, quasi crudeli. Egli tornava a lei contaminato, fremente di angoscia, come una fanciulla che si è appena venduta a un lurido vecchione. Egli l'aveva baciata così per amore e per vendetta, per contaminarla dell'infamia che ella gli faceva commettere e per dimenticare la stessa infamia. Regina si dirige verso casa. La sua sottana frusciava, sussurrava, ed ella provava una lieve irritazione nel sentire quel sospiro di seta che la circondava e la seguiva. Passano alcuni giorni, durante i quali Regina, nel tentativo di scoprire la verità, tace al marito i suoi sospetti e prende ad osservarlo silenziosamente. Finché, una sera, Regina comprende che è giunta l'ora del chiarimento. E durante una passeggiata gli disse tutto, con parole brevi e calme. Parlava piano. Pareva lei la colpevole, ma una colpevole dignitosa, pronta al castigo. Parlò del suo dubbio, come era cresciuto e divampato, ripeté i rimproveri che si era rivolta, le visioni, il delirio maligno, i sospetti, il sogno, il presentimento, il proposito del perdono. Intanto il sole tramontava. Il fiume si divideva ora in due zone, una d'argento violaceo sotto il cielo pallido dell'Oriente, l'altra a cremisi sotto l'ovest acceso. Ma nel cielo e nell'acqua pareva finita ogni lotta fra le luci e i colori. Tutto si univa e si fondeva in una suprema armonia di pace. L'ombra cercava ancora la luce e questa si ritirava lentamente verso una misteriosa lontananza, al di là, oltre l'orizzonte, dove non arriva lo sguardo umano. Antonio nega con forza, con rabbia, con sdegno, tenta in ogni modo di dissuadere la moglie dai suoi dubbi. Ma Regina si fece forza, vinse se stessa. «Guardami», gli impose. Antonio la guardò. Egli aveva gli occhi velati di lacrime. Dunque era vero. Egli era colpevole. La verità è emersa fra loro nel dolore, ma ad essa consegue la saggezza, dolorosa anch'essa. La determinazione di Regina è forte ed univoca. Perdonare dunque, perdonare più che mai. Passare taciti, simili all'acqua di un fiume, verso la luce di un orizzonte oltre il terreno, verso il mare della carità infinita, dove il più grande degli errori umani non è che il ricordo di una scintilla spenta. Finisce così il viaggio di Regina, con l'inizio di un nuovo cammino da percorrere sotto diversi auspici, la cui sostanza e la cui verità sono state rivelate dalla scrittura. E così accade anche ad un altro personaggio dell'Eddiano, Stefano, protagonista del romanzo La giustizia, con la cui brevissima riflessione io vi lascio. Stefano è vittima, come Regina, di se stesso. È ad un momento particolare del suo viaggio. Si trova solo, in treno, d'inverno. Solo, triste e disilluso, vede la natura rispecchiare i suoi sentimenti. Chi parlava nella triste, tranquilla luce delle nevi, nella immensa solitudine dei cieli e delle montagne lontane? Una voce muta, triste. Parlava la vanità della vita, l'impotenza dei sogni.
Parlavano i cari morti e sorgevano le memorie dei dolori trascorsi, delle perdute illusioni, di ciò che non torna, di ciò che passa, per non tornare mai più. Il piccolo treno si fermò un poco nella livida stazione del Prato di San Michele. Stefano non si mosse. Quanto vi era di tristezza, di dolore, di desolazione nella vita pareva dilagasse sul cielo di quella sera invernale e nel cuore dell'unico viaggiatore di prima classe. Eppure, come sotto le nevi, nella indicibile desolazione della pianura, germinavano i grani, le erbe e i fiori, nel cuore sepolto da tristi sogni inconsciamente spuntava una speranza salvatrice. Ed è proprio questa la speranza con la quale io ora vi lascio, la speranza che è l'essenza del viaggio, cioè l'assenza di immobilità, il rinascere costante della fede e della scintilla d'amore che non è in nostro potere spegnere, che nasce dagli incantesimi della fanciullezza che vivono e perdurano in noi fino all'ultimo nostro respiro e che, nel ricordo, danno un'idea di quello che debba essere un giorno, per l'anima che ci crede e lo aspetta, in ricompensa degli innumerevoli disinganni della vita, il regno di Dio sulla terra. Grazie a tutti. Allora mi sembra che abbiamo chiuso in bellezza e adesso giustamente un po' di riposo, però nel mio ruolo di coordinatrice di questo penultimo evento